Doveva arrivare ed è arrivata. Il veneziano è ufficialmente nel mezzo della seconda ondata di coronavirus. Da circa 10 giorni i numeri dei positivi continuano a salire in maniera più insistente e i 115 nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore, il dato è riferito alle 8 di mattina di venerdì 9 ottobre, rendono Venezia la provincia che compie il maggior incremento di contagi in Veneto. Con 1054 persone attualmente positive, Venezia è anche tra le province col maggior numero di contagi in regione in termini assoluti, seconda solo a Treviso. E in un quadro in cui il positivo asintomatico continua ad essere la figura preminente, inizia però a far riflettere il dato dei ricoveri. Sono quasi 70, di cui 6 gravi tra gli ospedali di Mestre e di Dolo. Jesolo intanto ha dovuto riaprire la sezione che ospitava i malati di Covid della prima ondata. L'epoca zero nelle terapie intensive è finita. Ma dove sono i positivi nel veneziano? A macchia di leopardo si potrebbe dire ovunque, un cluster particolare composto da casi isolati che però sommati iniziano a diventare diverse decine e ad esempio quello delle aziende in appalto alla Fincantieri di Porto Marghera, composto prevalentemente da bengalesi, la cui comunità, 6.000 persone di cui 1.500 impiegate nella cantieristica, sta collaborando attivamente con l'azienda sanitaria. A Villa Salus, struttura sanitaria di Mestre mai toccata dal virus all'epoca nella quale era Covid Hospital, i positivi sono 4 operatori sanitari, più uno rispetto al primo giorno, e 3 pazienti, anche qui l'aumento è di un'unità. All'Istituto Scarpa di San Donà di Piave si registrano 5 positivi tra gli alunni più un professore. Tutta la scuola è stata sottoposta a tampone. Ma più in generale i casi, spesso isolati, sono ovunque, da Veritas a Ca' Foscari al carcere femminile della Giudecca, in enti e istituzioni, in aziende pubbliche e in aziende private. 2 le raccomandazioni: osservare sempre tutte le precauzioni di protezione individuale, mascherina, distanza e igiene delle mani, e aderire alla campagna vaccinale. Più persone si vaccinano, soprattutto tra i soggetti a rischio, meno sovrapposizione ci sarà tra i due virus e quindi meno pressione sulle strutture sanitarie.